Finalmente se moriva. Aspetta che tira il via. Per carità. Oh, anche l'ascensore rotto che mancava. E così 5 piani a pie ho dovuto farmi. Maledetta sta casa e che il giorno che siamo venuti qua. E che cosa sarà mai sia? Un fiade movimento, te fa so che ben. Guarda che dedrio che te che hai messo su, per non parlarne davanti. Ciao Lauretto, un fiade Arrivo! Ma non devi mica perdere che porta. Ma sei stufi, Di piuttosto, dove ti avete imbusato? Va a versare che la porta lì. Veloce. E pensi azzurro. Giulio, quante volte te lo devo dire che a me e il pesce non mi piace, espulsa. A me invece mi piace tanto, ma mi piace tanto il pesce. Mi fa una bella pensaria così. Ecco qua, Dogati una scarpa che ho appena pescato sul museo. Dogati. Ecco fatto, finalmente siamo arrivati. Come sempre l'ascensore non funziona. Mi volevo sapere quando che lo metterà a posto. Dove si? Tasi, come vai tutte queste paesi in man? Mancava solo la statua della Madonna e il bottiglione dell'acqua santa. Comunque, e il papà dove sono andato? Il vecchio. Il vecchio. Su chi arriva fuori? Oh, signore. Arriva. Comunque, grazie al cielo che siamo arrivati. Ecco qua arrivati. In montagna? A casa, papà, siamo arrivati a casa. A casa? Sì. Mi pare di avermi arrampicato su per il Monte Rua. Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure. Sai il telefonino? Forse lo conoscete, Aspetta, va, che vado a sgorgare che il gabinetto, per carità, aspetta, va, che Fa vado via, vai. presto. Aspetta, va. Fa presto. Senti che spulsa da pesce marzo. Dalle mie parti che sei un detto che chi dorme non piglia pesce. All'inizio cioè, era tutta fredda, tutta giassa. Ma mi, vero, mi sono un vulcano, sono la fornace, sono un camino. La stueta in pellet. Mi col fuoco in corpo, vero? E in un attimo la scaldata. Cioè, era diventata così calda, così bollente, che pareva par finché avesse a febbre, cioè, da quanto che ascoltasse, guarda. E era diventata così morbida, così dolce. Ecco. Che sonno, che notte che ho passato. Che credo, cara, modestamente, vero? All'inizio che avevo un freddo indosso e non riuscivo a scaldarmi per quante quarte che mi mettevo. Sì. Poi, per fortuna che... Che, vero, che? Per fortuna che mi sono attaccata a coperta elettrica. E a querta elettrica? Sì, e a quarta elettrica. E non sta a dirmi che non se ci sia accorto. Appena te che sentio un fiato caldino, te che comincia a dirmi: damela! E ti mi ha che data, vero? Ma tocco da coperta che so avuto che sia. E a querta elettrica. E a querta elettrica mega data. Avevo paura qua. Alt! Sedere!
No, questa non è mia carega, mi vuoi a me carega. No, sempre questa storia da carega. E adesso dove siamo a finire? Quasi, guarda. Se Mi sempre- vorrei sapere chi è che si diverte a spostare i carega. Ecco qua, carega, si tosta te. Ma io non essere stata. E se a me dare la colpa io chiamare il sindacato. Sai di sta casa. Prego. Buongiorno signora. Buongiorno. Oh, un dottore. No, Un pompiere. no. Un giornalista che mi fa un'intervista. No signora, sono qui per la disinfestazione. No, guarda che si sbaglia. Qua non abbiamo nessuna malattia contagiosa. Ma non per malattia signora, ma disinfestazione di Animali? No, qua abbiamo né sorsi né scarafaggi. Per fortuna, mamma mia. Ma non animali, ma anime in pena, figure inquietanti, indefinite, che aleggiano in questa dimora. Fantasmi! Oddio! Se è vero! Anche in giro segno saperlo che siamo impestai! Mamma mia! Ma qua o impesta, o che avemo a mano gli altri. Se è ora di finirla con sta storia. Oh, contenti noi altri! Iniziamo il processo di neutralizzazione con una spruzzatina di fantasmicida. Neutralizzami tutto. A me la scopa, a me la scopa. Scopa! Ecco qua, scopa! Ecco qua, caro. Scopa pure dove che te vuoi. Polvere, polvere, come la polvere si disperde nell'aria. Dilego, Tefita, esci da qua. Fuori. Si arriva adesso. Fuori spiriti da questa casa. Via. Via. Andate via. Cosa che ho fatto? Cosa sento di io fare? Ho pulito aria con sale. Ho pulito aria con sale. Ma qua non sale! Questo è pepe, non sale. Pevarese, tu neanche buono leggere. E io non sapere leggere aria con olio, con sale, con aglio e con un po' di prezzemolo e un po' di... E Rosmarie e va a mettere su. Ma sì, perché questa casa è malata. Mia bisnonna fare così per far mandare via cattive cose. Sì, per far mandare via. Sono io la morte e porto il corona. Io sono di tutti voi, signora e padrona. E davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare e per l'oscura morte al passo andare. L'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo. Posa la falce, danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora. E tu del tempo non sei più signora, sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo. Posa la falce, danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora. E tu del tempo non sei più